Attore. €3 all'ora per 11 ore di lavoro nelle vigne, a potare le piante e raccogliere l'uva. I carabinieri accertano lo sfruttamento di alcuni migranti da parte di caporali loro connazionali nei vigneti di Padova, Venezia e Rovigo. La titolare di un canile del Pordenonese impediva l'adozione degli animali ricoverati nella struttura per mantenere la diaria prevista dalla convenzione con una sessantina di comuni di Veneto e Friuli, Venezia Giulia. Un piano da 30 milioni di euro per salvare Piazza San Marco dall'acqua alta, un progetto con mini paratie rimovibili per difendere il cuore della città dalle maree che non prevedono l'azionamento del Mose. Regionali 2020, venerdì il direttivo del PD, decisivo per l'ufficialità del nome del candidato da opporre a Luca Zaia. Non accenna a placarsi la polemica sulle foibe, striscione di Casa Pound a Padova contro l'Ampi. Intanto il vescovo di Treviso commenta il dibattito anche nella Marca. Le divisioni non aiutano la memoria delle vittime, dice. Ambientalisti e associazioni disposti a incatenarsi per salvare gli alberi, bloccare le ruspe e indire un referendum perché ad Olo la cittadinanza si esprima sui lavori della nuova piazza. La padrona ha problemi di salute e non può portare in giro il suo cane. Un'associazione di volontari si offre per accompagnare l'animale, accade nel Trevigiano. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. In apertura la cronaca a partire dall'operazione dei carabinieri di Padova contro il caporalato. Arrestati 4 marocchini che avevano messo in piedi un'associazione per il reclutamento di manodopera sottopagata nei vigneti e nei campi del Padovano. Ci dà tutti i dettagli di questa operazione in diretta Valentina Visentin. Buongiorno. Buongiorno da Padova, €3 all'ora per 11 ore di lavoro al giorno nelle vigne, potare le piante e raccogliere l'uva. Era questa la vita di tutti i giorni di alcuni migranti sfruttati da caporali loro connazionali. Questo quanto accertato da un'indagine dei carabinieri del lavoro di Venezia, Padova e Rovigo, che ha portato all'emissione di 4 misure cautelari con l'obbligo di dimora per altrettanti cittadini marocchini. L'accusa nei confronti dei 4 è di aver costituito un'associazione delinquere finalizzata allo sfruttamento della manodopera. Le indagini hanno accertato che i migranti che venivano impiegati nei vigneti erano alcuni senza permesso di soggiorno e lavoravano senza alcun dispositivo di protezione individuale e senza nessuna protezione assicurativa o previdenziale. Di fatto fantasmi a servizio della produzione vinicola locale. Ulteriori dettagli di questa importante operazione dei carabinieri nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie Valentina Visentin. La polizia di Pordenone scopre una truffa ai danni dello Stato. La titolare di un canile impediva l'adozione degli animali ricoverati nella struttura per mantenere la diaria prevista dalla convenzione con una sessantina di comuni nel Veneziano e di altre province del Friuli Venezia Giulia. Il blitz degli uomini della squadra mobile di Pordenone nel canile di Villotta di Chionso nel Pordenonese ha portato alla luce una serie di comportamenti illeciti che avrebbero permesso alla struttura di sfruttare gli animali per garantirsi per un lungo periodo introiti illeciti a danno dei 58 comuni convenzionati tra le province di Pordenone, Udine e Venezia. In particolare è venuta alla luce una truffa ai danni di questi enti relativamente alle spese per il mantenimento degli animali in canile. La proprietaria, ora indagata per truffa ai danni dello Stato e peculato. Secondo gli investigatori gli animali sarebbero stati ricoverati senza l'attuazione delle procedure di riabilitazione previste e in più occasioni sarebbero stati spostati dal canile, dove era prevista la loro degenza e custodia, all'abitazione della proprietaria della struttura, sottraendo in questo modo gli animali ad ogni possibile adozione e in piena violazione delle normative sanitarie regionali. Ma dalle indagini sarebbe emerso altro. Per limitare le opportunità di trovare una famiglia ai cagnolini, gli esemplari sarebbero stati isolati in box singoli, senza nemmeno farli sgambare, affinché non sviluppassero socialità e condizioni di sviluppo idonee alla loro futura adozione, per assicurarsi così il mantenimento della diaria fatturata ai comuni affidatari. Oppure, in alcuni casi, più cani di taglie diverse sarebbero stati collocati in aree comune, lasciandoli di fatto allo stato selvatico, in condizioni di branco, per impedire che questi sviluppassero affezione per l'uomo. Su richiesta della polizia, il PM, titolare delle indagini, ha emesso un decreto di ispezione locale presso il canile. Qui sono stati trovati centinaia di confezioni di medicinali veterinari scaduti, un ingente mole di documentazione amministrativa, fiscale e sanitaria che sarà ora oggetto di ulteriori approfondimenti.
Torniamo a parlare delle 2 bombe carta lanciate lunedì in zona industriale a Godega di Sant'Urbano nel Trevigiano. Per dare un nome ai responsabili si indaga anche sui precedenti giudiziari della vittima. Si percorre anche la pista dei vecchi guai giudiziari di Gabriella Bruniera per dare una spiegazione alle 2 bombe carta fatte esplodere lunedì pomeriggio in zona industriale a Godega di Sant'Urbano. Sarebbe lei, su questo dubbi non ce ne sarebbero più, l'obiettivo della doppia esplosione in via Rovere. La prima contro l'auto della donna parcheggiata davanti alla sua azienda, la Mavem. La seconda, probabilmente sfuggita al controllo di chi ha lanciato l'ordigno, contro il portone di un'officina, la LP Car. Bruniera si è chiusa nel silenzio, facendo solamente sapere di non voler parlare. Le ho detto che non lascio nessuna dichiarazione. Ma un'idea se la sarà fatta, signora? Certo, ma però le sto dicendo che non lascio nessuna dichiarazione. La 56enne era già rimasta coinvolta in un procedimento per truffa, accusata nel suo ruolo di impiegata di aver messo in piedi un raggiro da 7 milioni di euro ai danni dell'azienda per cui lavorava il gruppo Perin di Vazzola e per il quale aveva patteggiato una pena di 2 anni. Anche su questo la Procura della Repubblica tornerà nel corso degli accertamenti. Il fascicolo aperto è al momento a carico di ignoti, fabbricazione e detenzione di materiale esplodente, le ipotesi di reato formulate. E adesso le novità sul caso di Samira, la mamma quarantenne di Stanghella nel Padovano, scomparsa nella Bassa Padovana più di 3 mesi fa. Sentiamo i dettagli. Per il momento rimane in carcere, anzi è stato trasferito da Rovigo a Verona Mohamed Barbri, il marito di Samira, scomparsa il 21 ottobre scorso a Stanghella, dove la coppia viveva con la loro figlia. L'uomo è attualmente l'unico indagato per la vicenda ed è stato arrestato a Madrid, dove si era recato senza avvisare nessuno. Il 19 febbraio il Tribunale del Riesame deciderà sulla sua eventuale scarcerazione, chiesta dal legale del quarantenne marocchino che si trova in carcere dal 23 gennaio. Sul trasferimento a Montorio Veronese pare non ci siano motivi particolari, ma solo esigenze organizzative. Coronavirus adesso, con le notizie sempre più preoccupanti che si accavallano. Abbiamo quindi chiesto ad un virologo dell'Università di Padova di fare chiarezza sull'infezione che può creare una pandemia. Ogni tipo di spostamento può aumentare il rischio di trasmissione di malattie infettive e in particolare di questo virus che si trasmette tramite contatti diretti, le goccioline di saliva, starnutendo, tossendo. È ovvio che non bisogna avere il panico quando si ha a che fare con turisti, perché ovviamente dipende da dove vengono. Nessun panico da coronavirus, ma attenzione sempre alta. Questo consiglia il virologo del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova. I dati sui contagi e i decessi dovuti all'influenza che viene da Oriente crescono rapidamente. Al momento però in Italia sono solo 3 i casi confermati. In Italia possiamo ancora essere tranquilli perché non abbiamo indicazione della presenza del virus, tranne i casi occasionali che abbiamo avuto di 2 turisti cinesi e del nostro connazionale rimpatriato, però ovviamente va tenuta alta, l'attenzione in modo di intervenire qualora vi fossero dei problemi. Se ne parlerà anche in un seminario promosso dall'Università di Padova il prossimo 14 febbraio. Il rischio pandemia c'è, soprattutto perché è difficile, anche per gli esperti, capire quando finirà il contagio. Attualmente è ancora presto, dobbiamo capire quando la crescita dell'espansione del virus raggiungerà il picco e inizierà a calare. Solo allora vuol dire che le misure di contenimento stanno iniziando a dare i primi effetti, ma presumibilmente ci vorrà sicuramente settimane, forse qualche mese, prima di avere un quadro abbastanza verosimile. Voltiamo pagina, andiamo a Venezia con il piano da 30 milioni di euro per salvare Piazza San Marco dall'acqua alta. Il progetto commissionato dal Consorzio Venezia Nuova per difendere il cuore della città dalle maree che non prevedono l'azionamento del Mose. 30 milioni di euro per salvare Piazza San Marco dalle acque alte. Con il Mose in drittura d'arrivo, il Consorzio Venezia Nuova ha commissionato un piano di messa in sicurezza della zona più bassa e fragile di Venezia.
Gli interventi si articoleranno in una serie di opere specifiche, tra cui la sostituzione dell'attuale molo frangiflutti, la posa di piccole paratie rimovibili in acciaio e legno alte 40 cm lungo la riva più esposta di San Marco, la pulitura, il restauro e la parziale impermeabilizzazione dei cunicoli. Nel momento stesso in cui il Mose va in funzione a 1,10 m, Venezia è al riparo da quella quota in su. Ma la piazza, essendo il punto più basso della città, si allaga prima di 1,10 m. Quindi noi, il progetto che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto proprio per metterla in salvaguardia dal 1,10 m in giù. Ora il progetto dovrà passare al vaglio dei vari enti preposti, tra cui il Provveditorato alle opere pubbliche e la Sovrintendenza, dopodiché si potrà dare il via ai cantieri. Noi riusciremo, in base al progetto, a quantomeno in modalità provvisoria a far funzionare gli impianti per evitare l'allagamento della piazza dopo dall'inizio lavori circa 2 anni e mezzo. Il cantiere prevede 2 basi, una a fianco del campanile di San Marco, l'altra su un pontone di fronte al pontile del Provveditorato, e sarà organizzato in modo da limitare i disagi. La calendarizzazione di questi microcantieri, tra l'altro, dovrà essere per forza di cose concordata con tutti i soggetti interessati, e quindi Provveditorato, Sovrintendenza, amministrazione comunale, esercenti di Piazza San Marco, proprio perché deve essere, come dire, l'impatto deve essere il meno invasivo e deve recare il meno disturbo possibile. La politica, perché sono giorni decisivi per le elezioni regionali in Veneto. Il PD si prepara per la direzione regionale convocata per venerdì sera, da cui dovrà uscire il nome del candidato. Entro questa settimana bisogna assolutamente determinarsi. Sono state fatte tutta una serie di discussioni, penso che abbiamo ascoltato l'inascoltabile, adesso è il momento di decidere con che uomo o che donna farci rappresentare. Insomma, venerdì San Valentino si deve decidere. Chissà che la festa degli innamorati non metta tutti d'accordo e renda più dolce e distesa la direzione del Partito Democratico convocato per scegliere definitivamente che strada intraprendere per le regionali. Il 14 febbraio, dunque, i democratici veneti cercheranno l'intesa. Sarà il nome del civico Arturo Lorenzoni a riunire il centrosinistra o l'orgoglio del partito tirerà fuori dal cilindro un altro nome? Ormai è escluso che sia il vicentino Giacomo Possamai che si è già tirato indietro, più insistenti le voci su Stefano Fracasso. Le correnti all'interno del partito si fanno sentire e a queste si aggiunge anche Italia Viva che prova a dire la sua. L'incertezza è solo sul nome e non sul programma. Tutti assieme dentro il Partito Democratico dobbiamo trovare una sintesi. Ci sono varie anime, varie proposte messe in campo. La cosa principale che emerge dalla piazza delle Sardine di ieri sera, da quelle precedenti, dai movimenti, dai partiti, da tutto il centro-sinistra, io lo rivendico da tempo, è che dovremo stare tutti assieme. Non mi pare che ci siano le condizioni perché qualcun altro, come dire, vuole un po' distinguersi, contarsi. Non serve, non fa il bene di una proposta alternativa al governatore uscente. Il segretario Dem, che lunedì sera ha partecipato al raduno delle Sardine a Padova, risponde anche a Salvini, che dà per scontata la vittoria di Luca Zaia in Veneto. Bisognerebbe chiederlo ai cittadini che magari vanno al pronto soccorso e si vedono fare aspettare settimane per un esame, o chiedere a qualcuno come mai non c'è un biglietto unico in Veneto dei trasporti pubblici. Io penso che ci sia un'onda lunga nuova che parla un Veneto diverso e che qui noi dobbiamo sapere interpretare. Torniamo alla cronaca perché siamo in grado di collegarci in diretta con Gabriella Basso che sta seguendo la conferenza stampa dai carabinieri per l'arresto di un uomo che era solito rubare furgoni da ditte per poi mettere a segno dei furti e dopo i colpi bruciava i mezzi utilizzati. Buongiorno Gabriella.
Sì, buongiorno Francesca da Vicenza, appena terminata la conferenza stampa dei Carabinieri che ha dato i particolari di questa operazione che nasce inizialmente come una operazione contro l'estorsione, perché le ditte prese di mira, una quindicina, erano tutte concentrate nella zona artigianale di Torri di Quartesolo, e per cui gli inquirenti avevano pensato inizialmente dei tentativi di estorsione nei confronti dei titolari delle aziende. Dopodiché pian piano si sono accorti durante le indagini che in realtà è una banda che prendeva di mira le aziende, rubava quello che c'era all'interno e se c'erano anche i furgoni portava via pure quelli e per poi alcuni bruciarli nella campagna o sotto i cavalcavia. Una caratteristica questa che aveva fatto pensare già a una persona che aveva dei precedenti proprio con il fuoco, che aveva dato già altre volte fuoco ad altri mezzi, altre macchine, aveva questi precedenti. E hanno trovato delle tracce all'interno di alcuni furgoni, tracce ovviamente di quelli bruciati, tracce dattiloscopiche, quindi impronte, e da lì sono risaliti a questo 23enne Massimo Tecchio, residente nel Vicentino, ed è stato oggi arrestato con l'accusa di furto aggravato, riciclaggio e reiterazione del reato. 8 i fatti effettivamente contestati, e però in realtà gli inquirenti parlano di 15 casi effettivi. Da Vicenza per il momento è tutto, la linea torna allo studio. Grazie Gabriella Basso e buon lavoro, naturalmente tutti i dettagli nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Ca' Foscari inaugura il 152esimo anno accademico, ma i risultati raggiunti dall'università possono essere vani, dice il rettore Bugliesi, se i laureati faticano a trovare lavoro in una città sempre più votata al turismo. Le politiche che abbiamo messo in atto hanno dato risultati, i risultati dell'università hanno dei tempi lunghi per maturare e ci sono i presupposti perché quindi le curve di crescita che abbiamo possano inclinarsi ancora di più verso l'alto e quindi dare risultati importanti. Le politiche sono quelle che hanno fatto aumentare le immatricolazioni all'Università Ca' Foscari di Venezia del 15% negli ultimi 6 anni e che hanno reso l'Ateneo, arrivato all'inaugurazione del 152esimo anno accademico, tra i più prestigiosi d'Italia. Di altre politiche, come quelle che si muovono attorno al Consiglio Comunale, il rettore Michele Bugliesi, a poche ore dalla comunicazione della sua indisponibilità a candidarsi sindaco col centro-sinistra, preferirebbe non parlare, ma la politica è sempre inevitabilmente dietro l'angolo, viste le difficoltà che i laureati di Ca' Foscari incontrano nel trovare lavoro in una città che oramai si sviluppa a senso unico. Il problema esiste di una città in cui i settori produttivi sono troppo orientati su un settore che è quello turistico evidentemente, e questo lascia poco spazio all'ampiezza delle discipline che un'università deve e sviluppa naturalmente, e quindi noi prepariamo dei bravissimi giovani, un segmento dei quali trova occupazione qui, una larga fetta no. Quest'anno è stata completata la residenza studentesca di Santa Marta e a settembre aprirà la sede di San Giobbe, garantendo complessivamente 850 posti letto per fine 2020. Bugliesi vorrebbe che molti di questi studenti rimanessero qui, contribuendo alla crescita di una città che invece spesso li lascia andare via. Da Ca' Farsetti si sarebbe potuto fare qualcosa? Beh, non è una cosa semplice, però penso che sia un impegno che la prossima amministrazione deve prendersi. Lei ha chiuso il discorso politico. Le ho detto che oggi parlo di Ca' Foscari. Non si placa il dibattito sulle foibe, nuovo blitz di Casa Pound contro l'Ampi a Padova. Questa mattina ha perso in un muro cittadino uno striscione con scritto Ampi difende i titini, negazionismo e quattrini. Non solo, ma gli esponenti del movimento di estrema destra ha anche diffuso all'università un volantino che riporta lo stesso slogan. Non ci stiamo all'ipocrisia di chi ritiene l'Ampi intoccabile solo per il nome che porta, sottolinea Casa Pound in una nota. Chi definisce presunta vittima una martire come Norma Cossetto, studentessa istriana violentata e infoibata dai partigiani titini nel 1943, o mette in dubbio l'esistenza di un progetto di pulizia etnica come quello del comunismo jugoslavo che ha fatto 10.000 morti e 350.000 esuli, dovrebbe essere tenuto fuori dalle celebrazioni di una data come il giorno del ricordo, e invece all'Ampi ha aperto le porte persino il Senato per una conferenza dal titolo che evocava la retorica riduzionista.
E interviene anche il vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi, sulle polemiche e le divisioni anche nella Marca trevigiana che hanno caratterizzato il giorno del ricordo. La polemica, ha detto Monsignor Tomasi, non è rispettosa delle vittime. Anche a Treviso il giorno del ricordo, che commemora la tragedia delle foibe e l'esodo istriano, si è trasformato in un campo di battaglia ideologico, in città come in provincia, come era stato per la giornata della memoria, che richiama invece lo sterminio degli ebrei d'Europa. Eventi messi in discussione e trasformati in terreno di scontro, quando esigerebbero piuttosto un rispettoso silenzio. Le vittime meritano più che silenzio, meritano memoria. Non solo le vittime come persone, ma anche gli eventi storici del passato ed anche del presente della nostra storia. Così, sulla contrapposizione che il giorno del ricordo ha creato anche a Treviso, è dunque intervenuto il vescovo Monsignor Tomasi con un ammonimento che richiama a non dividersi ma a unirsi di fronte alle dolorose lezioni che il passato ha impartito. Viviamo in una società, veniamo da una storia e dobbiamo essere anche a servizio della verità. La polemica di breve momento non è rispettosa delle vittime. Dobbiamo ricordare ciò che il passato ha anche generato di malvagio e di cattivo nella nostra storia, da qualunque parte questo sia venuto, e dobbiamo crescere insieme per trovare le ragioni di una convivenza in una collettività che ha la responsabilità di non ripetere questi errori, anzi di costruire una civiltà dove la persona sempre e comunque è al centro dell'attenzione di tutti. Ad Olo, nel veneziano, disposti ad incatenarsi e ad indire un referendum per bloccare i lavori per la nuova piazza. Noi vogliamo chiedere un referendum, vogliamo chiedere ai cittadini di esprimersi su questa riqualificazione. Come i cittadini hanno chiesto nel 1957, quando è stato indetto un referendum, e dopo un anno da questo referendum hanno deciso come volevano questa piazza. Ad Olo monta la polemica per l'abbattimento delle robine per il nuovo volto della piazza, progetto da 1.560.000 euro complessivi, dei quali 425.000 per la prima fase dei lavori già assegnati all'impresa per la nuova gradinata e passerella galleggiante del centro, contro la quale, con una parte dell'opposizione in Consiglio Comunale, si schierano anche associazioni ambientaliste e la carica degli oltre 1.000 residenti firmatari dell'omonima petizione, contrari pure alla chiusura di via Cairoli, disposti a tutto per salvare le robine, anche incatenarsi. Le ruppe verranno bloccate perché la popolazione non accetta questo progetto. Ed ecco come verrebbe la nuova piazza, con l'ampliamento del sagrato del Duomo di San Rocco, che si ricongiungerebbe alla mega gradinata. 150.000 euro per le 170 tonnellate di cemento prefabbricato e le 5 tonnellate di acciaio delle palancole a terra per la pedana pedonale che attraversa il Brenta, partendo dalla riva di Villa Andreuzzi Bonn. Passerella che, come da progetto di fattibilità, non sarebbe stata nemmeno autorizzata dalla soprintendenza, dicono i suoi detrattori. Perché invece di abbattere le robinie e interrompere questo filare storico non utilizziamo questi 150.000 euro per questa gradonata nella riqualificazione con trachite, con materiale nobile? Come amministrazione abbiamo anche il dovere di guardare al futuro, dobbiamo anche pensare a fare degli interventi che possano intervenire su questioni legate anche all'ambiente, al traffico, alla riorganizzazione del nostro vivere comune. E adesso la storia di Axel, un cagnolone di 9 anni, e della gara di solidarietà per portarlo a passeggio, aiutando così la sua proprietaria. Ciao Axel! Eccolo Axel nella sua prima uscita speciale. Ad accompagnarlo non c'era solo una persona, ma una ventina di volontari che hanno preso a cuore la sua storia. Questo Labrador di 9 anni vive con l'amata padrona, che per problemi di salute non riesce però più ad accompagnarlo nelle sue passeggiate quotidiane. L'associazione SOS Zampe in Difficoltà, nata nel 2017 per aiutare cani e gatti, ha deciso di occuparsi di Axel, lanciando un appello su Facebook per trovare qualcuno disponibile a portarlo fuori, e la risposta ha superato ogni aspettativa. Apriamo questa raccolta nominativi, la chiudiamo immediatamente perché in brevissimo tempo abbiamo tirato su 20 persone.
Nei giorni scorsi il progetto si è concretizzato e ad accompagnare Axel, insieme agli altri, anche un ragazzo diversamente abile e la sua tutor. Sabato c'è stata la prima uscita, siamo in 20 nel gruppo Axel, il cane esce tutti i giorni ed è nata una cosa bellissima. In questo modo il Labrador potrà rimanere nella sua casa senza rinunciare alle passeggiate. Axel è un cane che rimarrà nella sua famiglia, dunque la sua mamma, diciamo, è felicissima di questa cosa qua, ci ha aperto le porte di casa e ci ha dato la possibilità appunto di creare questa bellissima cosa. Il progetto partito con Axel è pronto ora ad aiutare altri proprietari di cani che per l'età o per problemi di salute non riescono ad accudire i loro amici a quattro zampe senza però doverli dare in adozione. E siamo partiti proprio sperimentando questa cosa, non pensavamo che fosse una cosa veramente così tanto sentita e di conseguenza siamo aperti ad aiutare veramente altre persone per evitare appunto che questi cani vadano in canile oppure finiscano la loro vecchiaia magari in altre famiglie. Siamo in chiusura, vi ricordo subito dopo di noi nuova puntata di Ore 13 come ogni mercoledì con CGIL Risponde, in studio Monica Giomo, amministratore delegato di Servizi Treviso SRL, Giuliana Maffei, responsabile fiscale di Servizi Treviso SRL e Graziano Basso, responsabile fiscale sempre di Servizi Treviso SRL. Poi questa sera puntuale torna 20:10 in studio Mauro Michielon, presidente dell'ISRA di Treviso. Adesso previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona giornata. Benvenuti al meteo. Alta pressione, il tempo si mantiene stabile sul nostro territorio. Vediamo la previsione per mercoledì 12 febbraio. Sul Veneto sarà una splendida giornata soleggiata, il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Non si escludono tuttavia nubi basse e locali nebbie sulle pianure, specie nelle ore più fredde. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra -2 e 3 gradi, massime invece con punte addirittura di 16 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, sole su tutti i settori, anche qui addensamenti sulle zone costiere ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime invece sui 14 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato ovunque con cielo, vedete, poco nuvoloso. Temperature minime intorno a -3 gradi, massime invece tra 10 e 11 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.